dallo studio 1 di Luserna San Giovanni, un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Ciao ragazzi, ciao, buonasera. Ciao, buonasera Piero, buonasera eccoci. Enzo. Ciao, buonasera amici a casa. Buonasera. No, non lo posso fare. No, inizio senza musica perché non lo posso fare. Non so, lo faccio? Vi spiego anche a voi amici a casa. Ho perso una scommessa io oggi. Ecco, alle 17 ero convinto di vincere questa scommessa, ero proprio convinto. Avete presente quando siete convinti di una cosa e poi non è così? Tu hai mai perso una scommessa? Sì. E tu Enzo hai mai perso una scommessa? Mai. Perché se vincevo ho 3 cene gratuite, una dietro l'altra. Io le ho sempre onorate le scommesse perse. Anch'io sempre. E che tipo di scommessa? Cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Allora, se vincevo avevo 3 cene pagate. Sì, qua ci siamo. Se perdevo la scommessa, amici a casa, voi lo sapete, vero com'è il mio inglese? È terribile. Cioè, maccaronico è ancora a dire. La mia professoressa d'inglese, quando io ho finito geometra, è andata in pensione a 40 anni. Perché io vado in pensione anticipata. Sì. Fammi indovinare, devi cantare una canzone in inglese. Sì. E dai, fanne una. Ma non ne so, però me ne è venuta in mente una, ma devo proprio andare indietro col tempo, perché mi ricordo una festa che facevo qui in tavernetta del mio papà, no? Avevo 16 anni, forse 15, e mi ricordo quella canzone in inglese perché fu la prima canzone che mi vide protagonista del mio primo bacio serio. Hai presente, no? Un bacio serio come Piero? Quando tu sei lì e provi a capire. Pezzettino. Stai bravo. Visto che quella ragazza lì poi non mi ha più considerato per il resto della sua vita, la canzone mi ricordo che per 2 o 3 mesi continuavo a ascoltare. Come fa? Questo lento che fa molto più o meno, anzi molto meno così. Perché? Amici a casa, non scommettete mai, mai. That's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. Vai bene. Vai. That's an elsewhere. Qui ci siamo, vai. If you reach into your soul and the sorrow that you know will be the way. E già che la abbracciamo. Vai. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your feet aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside your hand be strong, and you find and see the truth that a hero lies in you. Bravo. Non sei Mariah Carey, però insomma. It's a long road when you face your world alone. No worries out to hand for you to hold. Bene, vai. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you feel will disappear. Bravo Benedetti! And then a hero comes along with the strength to carry on, and you gasp and see inside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside your hand, be strong, and you'll find out the truth that a hero lies in you. E mi ricordo che proprio in questo pezzo di canzone, no? In questo pezzo di canzone mi feci coraggio, ho detto o adesso mai più. Ecco, quindi... La guardai negli occhi come guardo te adesso. No, aspetta. La guardai davvero, proprio
abbracciai da dietro, presi la testa così e provai. Abbiamo capito. E provai il primo mio bacio alla francese, ragazzi. È bello Ma così. che bello. Ma insomma, Che bei momenti. io adesso però voglio chiedere ai miei amici a casa. Ecco. Al 348 80 40 254, a parte le vostre richieste, a parte tutte le vostre foto, i vostri saluti a Enzo e Piero, ma voi, ma dico proprio a te, ma te lo ricordi il tuo primo bacio? Bene, se te lo ricordi, tienimi compagnia questa sera, mandami un messaggio al 348 80 40 254 e descrivimi com'è andata. Se hai provato, non so, un po' di... Quante bave ha perso? Quando non sei tanto a tuo agio, come si dice quando non sei tanto a tuo Quante agio? bave ha perso? Un po' di- ma no, che schifo! Guarda, ma che schifo! Ma scusa, capita così. Ma cosa? No, a me non è Sì, capitato così, è Possiamo stato molto cantare bello. sì, vabbè. Il problema è che poi questa ragazza qui non mi ha più così, non so, sarà stata la pizza, la cipolla che abbiamo mangiato tutti insieme prima. Comunque, vabbè. Vabbè. C'è un altro brano che di sicuro ha fatto innamorare, se non limonare, tanti di voi, Ancora. che senza averti qui, eccolo qua. Tutti con noi! Quattro amici che citofonano giù, da mercoledì non ti si vede più. Hanno aperto un posto strano, un disco pub, perché non si va, perché non si va. Senza troppa voglia ordiniamo un drink. Io che penso che cos'è che faccio qui, gli altri che mi guardano e si chiedono che cosa non va, che cosa non va, senza averti qui, senza problemi, senza limiti, non è così bello come dicono, senza averti qui. Vai Enzino! Enzo e Piero! Non è così bello come dicono. Suoni immagini da video jukebox. Questo posto non mi piace neanche un po'. Forse non il posto, forse sono io. Quello che non va, quello che non va. E voi perché fate quelle facce lì? Lo so che non ci si comporta così, che dovrei essere un po' di compagnia. Non è colpa mia, non è colpa tutti, senza averti qui, senza problemi, senza limiti. Non è così bello come dicono, senza averti qui. Non è che ci si senta liberi, non ti passa e dura ore un attimo. Enzo! Senza averti qui, senza problemi, senza limiti, non è così bello come dicono, senza averti qui. Non è che ci si senta liberi, Non ti passa, dura ore un attimo, senza averti qui.
Lo sapete che ogni tanto vi faccio gli scherzi, sì. vi faccio gli scherzi perché vi sto per perdere scommesse. ci sono le basi, ci sono le basi. No, su questo potrei scommettere anche l'anima. E invece no, ci sono le basi, sì, c'è la batteria, Sì, il però, basso, anche perché qua non ci stanno, però si suona sopra, ragazzi. Io vorrei capire se sono già arrivati dei messaggi, se vi ricordate il vostro primo bacio. Bene, scrivetelo al 348 80 40 254, ma non tanto con chi scusate, non tanto con chi eravate, ma ho sbagliato, io mi È un gerundio, ecco. ma soprattutto il posto, l'atmosfera, la vostra reazione. Cosa ho detto? Con chi siete? Con chi Etere. No, ma è un nuovo Niente, tempo. no, No, ma perché indicativo siamo, imperfetto. siamo non so. nell'etere. ma e perché è quindi- ancora l'inglese che Esatto. che- Ragazzi, io vorrei adesso però fermare un attimo la musica, perché dovete capire che ormai da 3 anni a questa parte io sono supportato da un team, non di dottori, come pensate voi, tutt'altro, ma un team di grandi ragazzi, un team di registi che ci permettono tutte le sere di andare in onda. E questi giorni sono stato proprio a Rete 7, noi andiamo in onda da Luserna San Giovanni, da casa mia, e sono andato a curiosare in Corso Reggio Parco, nella redazione di Torino, e mi sono innamorato, diciamo, di ciò che hanno davanti quando c'è Casa Peiretti. E allora ho fatto un mini video io, ma proprio così sul cellulare, che adesso voglio condividere questa bellezza insieme a tutti voi. Fabrizio, sei pronto? Andiamo a vedere questo video, la postazione. Dove sei adesso, semplicemente? Vai. Amici di Casa Peiretti, ma cosa c'è dietro lo studio di Luserna? Dietro lo studio di Luserna c'è un lavoro enorme fatto dai registi. Paolo, guarda, è arrivato anche... No, non andare via! Beh, quello era Fabrizio, ma l'avete capito dalla reazione. Ecco, questo è il lavoro di Casa Peiretti. Praticamente, Paolo, correggimi se sbaglio, tu vedi la trasmissione lì sopra in alto? Sì. Questo computer serve per mandare tutte le cose speciali che abbiamo, per fare le... ecco, vedi, il numero per il nostro giochino, Lanciamo i fuochi d'artificio quando vincono, oppure anche i titoli, i messaggi, ecco. Fabrizio, non volessi inquadrarti, invece ti inquadro, questo lo mandiamo in onda mercoledì. Dai, questo è il dietro di Casa Peiretti. Come non me lo mandi in onda? Non me lo manda, allora. Sciopero dei registi. No, perché? Sciopero. Ma no, che vi trovate bene, Casa Peiretti. Eccolo qua. Quindi questo è tutto il lavoro che c'è dietro ciò che voi vedete. E vi garantisco che è un lavoro molto molto complicato, che richiede molta attenzione, però lo fanno tutti nel migliore dei modi. Insomma, Fabrizio, Paolo, Federico, Enrico e tutta Rete 7, grazie per tutto ciò che fate ogni singola sera per permettermi tutto questo, per permettermi di entrare nelle case di tanti italiani con il mio mondo. E chiedo scusa se stasera non sono proprio perfettamente in bolla, ma per essere qui stasera ho dovuto prendere tante di queste medicine, ragazzi, che voi non immaginate nemmeno. Io ieri stavo malissimo, però senza il mio pubblico, senza la mia trasmissione non è vita, non è vivere, mio caro Piero. lo so, Quindi sappiamo. perdonatemi. Dai, sei un po' acciaccato, non Guarda, importa. metti le mani sul pianoforte, perché il prossimo brano è un capolavoro. Tu prova a cantare una canzone, vedi un po'. Dai che te li prendi, vai. Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro al mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena. È lei che viene spesso a notte fonda e
quasi bella e quasi sempre bionda. È lei che cambia sempre cavaliere e mi parla soltanto quando chiede da bere. Ma la porterò via e lei mi seguirà. Prenoterò le camere in tutte le città. La porterò lontano per non lasciarla più. La porterò nel vento e se possibile più su. E quando ci sorprenderà l'inverno non sarò più portiere in questo albergo. Al pianoforte Enzo, alla chitarra di Piero. Sapeste che male quando la vedo entrare, non la posso guardare senza immaginare. Ma è lei che non immagina per niente cosa darei per esserle presente. Ma è lei e non vede, allora parlo piano con la sua forma in un asciugamano. Adesso vorrei sentirli tutti a casa, tutti insieme a me. Ma la porterò via e la abbandonerò, la renderò partecipe di tutto ciò che ho. La porterò lontano per non lasciarla mai e mi dirà ti voglio per quello che mi dai. E quando insieme prenderemo largo non sarò più portiere in questo albergo e insieme dentro al buio che ci inchiotte non sarò più portiere della notte. Vai ragazzi. E adesso noi ci fermiamo soltanto 3 minuti, poi torniamo in onda con il nostro giochino, ancora tanta musica e tutti i vostri messaggi. Pubblicità. Eccoci qua, pronti per iniziare Dio questo che secondo ansia. tempo. Ho già sentito un'ansia. Simona, ci sei? Una nostra telespettatrice che si è prenotata al 3501-873308 sia per parlare con me che per vincere. Adesso lo facciamo vedere in onda per la prima volta e sono finite le magliette ragazzi, ma c'è il cappellino, guarda che bella modella che abbiamo, c'è la nostra Saretta. Da questa sera fino a 15 giorni si vince il cappellino di Casa Peiretti. Simona, sei pronta? Ci sei? Ciao, Ciao Simona. prontissima. Da dove telefoni? Io gioco in casa quasi perché chiamo da Luserna. Da Luserna, beh, sono contento che chiami da Luserna perché vuol dire che anche i miei compaesà, come direbbe Amedeo Grillo, mi ascoltano, mi sentono e quindi ormai il gioco lo conosci già, però prima voglio farti le solite domande. Da quanto tempo segui Casa Peiretti? Dalla prima puntata. Dalla prima puntata è bellissimo ragazzi, quindi siamo quasi a 1000, Esatto. quindi grazie. E invece cosa ti piace di più di Casa Peiretti? Dai, sentiamo, perché è importante.
Allora, tolto i giochi? No, Quando no, fai cosa- i medley? Ah, quando faccio i mix, hai capito Enzo? Noi che siamo vedi? esperti di mix, quindi vedremo di farne di nuovi e rifare anche quelli che sono già stati fatti. Quindi andiamo a scoprire gli indizi di questa sera. Forza Simona, sono 5 indizi che portano all'interno del titolo di una canzone. Gli indizi sono sangue, classe, buona, scuola, marcia. Vai col tempo, Fabrizio e regia. Forza Simona, hai 1 minuto, tutto per te. Sangue, classe, buona, scuola, marcia. Sangue. Chiedo aiuto alla regia, Letizia. Ah, c'è un po' di gente lì che dopo mi passi? Bene. Sei mia figlia. Ok. Allora. Marcia. Scuola. No, non era marcia su Roma. Anche mi viene la canzone degli 883, ma non mi viene il titolo. La leva calcistica del 1968 non può essere. Lo strano percorso. Parliamo di danza, parliamo di scuola. Ok, Simona, hai un'idea? L'unica che mi viene è lo strano percorso. Non è la canzone di questa sera, ma hai detto che lì vicino a te chi c'è? Letizia, mia figlia. Letizia, prova a aiutare di più la mamma, ok? Proviamo? Questa volta in questo minuto entro anch'io a parlare con voi? Mi senti? Dai. Ok, quindi abbiamo 1 minuto di fuoco, mi raccomando. Sei pronta? Siete pronte? Sì? Partiamo. Allora, quando tu sei andata a scuola, ma non la scuola normale, la scuola guida, ti hanno insegnato che ci sono delle marce e si parte dalla... Prima. Ferma questa parola. Parliamo di sangue. Quando tu non stai tanto bene, dici magari mi faccio un del sangue. Esame. Quindi... Notte prima degli esami. Sì, vabbè, fuochi d'artificio per Simona. Ma chi è stata a indovinarla per prima, Simona o Letizia? Ma Letizia, perché lei è più fresca di esami. Brava Letizia, brava. Andiamo a rivedere gli indizi. Quindi, gli esami del sangue, la prima classe, buona la prima, oppure la prima notte, scuola e marcia, ok? Quindi sono contento che il cappellino è a Luserna San Giovanni. Spero di vederti girare per Luserna San Giovanni col cappellino di Casa Peiretti. Guarda che bello che è e anche che bella che è la nostra modella. Vuoi fare qualche saluto, Simona? Io vorrei salutare anche Matilde, che è l'altra mia figlia, e tutti gli amici di Casa Peiretti che ti seguono con questa grande dedizione. Grazie Simona, grazie di cuore, una buona serata. Ciao. Ciao, Grazie. Simona, ciao. 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 Un cappellino chilometri zero, diciamo. Esatto, molto bene. Ragazzi, sono stato bravo anche nonostante che questa sera sono che questa sera meno parlo meglio è, però insomma non è andata ma ci arrivava comunque. Cantiamo un brano di Alvaro Soler, se per voi va bene. Sì, dai, ok, quello uno dei più famosi di sicuro che ha fatto, così diamo un bel ritmo a questa serata e arriva Sofia. Via! Pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, desvaneció, desapareció. Ya no te veo, ya no te deseo,
seamos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, te hizo volar, te hizo soñar. Ya no te quiero, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime. Sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Pronti? Sigo sin tu mirada Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime. Sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. Ma bravi. Ecco, Bravo il nostro Piero della Grazie. musica. meglio con lo spagnolo. Enzo del pianoforte, dimmi. Sì. Andiamo meglio con lo spagnolo. Spagnolo Oh, mica tanto, però lo insomma ci abbiamo provato, adesso ci amici a piaceva la casa, canzone. questi due mi prenderanno in giro, sì e no, per un mese e Ma non è mezzo. Mi incontreranno. Ciao Mariah, ciao. Lo sapevo, Ma lo sì. sapevo. Insomma, dovevo pagarla questa scommessa. Giusto, Già sto giusto, male. è giusto, è Abbiate giusto. un po' di pietà. Un po' di pietà per il povero Peretti. Dai, raccontaci cosa di bello, va. Raccontaci qualcosa, Vi dai. dico una cosa veramente molto bella e sono tutti questi messaggi. Ah, che bello. Gioioso, illuminante Enrico, meravigliosi tutti davanti e dietro le quinte. Grazie Laila, grazie, questo messaggio Grazie, Laila, lo condivido con tutti i registi di Casa Piretti. Eccomi pronto per la tua diretta karaoke di buona musica che voi amici di Rete ci regalate per passare un'ora di musica. Grazie a Casa Piretti, ti vogliamo bene caro amico. Enrico, un grazie anche alla tua fantastica regia, lo aggiungo io. Cataldo di Meana, di Susa, grazie Cataldo. Ciao Cataldo. Ciao Miana. Ciao Enrico, ciao Piero, ciao Enzo, siete un bel trio insieme stasera un piatto di pasta al pesto, grazie per la bella musica e buona serata Valentina. Valentina provincia di cielo a pasta al pesto. che buona. Che Ciao, bello! Valentina. Ci manca la Ciao focaccia, Vale, poi, ciao! Ello, ciao banda, un saluto grande da Villar Perosa, un abbraccio, a presto, ciao Ehi, Mark. ci vediamo, Mark. Ah, Mi Mark, raccomando. ciao Il nostro Mark. amico Marco, Posso dire che ciao! sono lì, posso dirlo. Dimmi Che Enzo. siamo lì il 15, sabato sera. Sì. Ma certo, Però no, allora sì, aspetta, Marco. torniamo in onda un attimo, questo lo leggiamo dopo, facciamo una cosa importante visto che ti sta ascoltando il nostro amico Ci sarà una Mark. bellissima serata musicale ma anche gastronomica il 15 aprile dentro la finestra sulle valli a Villa Alperosa e Mark il nostro presidente. Purtroppo è tutto sold out, ho visto che non ci sono più... E quindi non è Ma Mark ne pubblicità fa perché un'altra? sono- facciamone un'altra, certo, Mark. tanto Continuiamo. Mark organizza. Me l'ha dato lei a ballare al bacio, guardandoci negli occhi. È stata una cosa Tanta. extra, addirittura extra senso. E cos'era? Un alieno extrasensoriale in tutti i sensi. Storing. Cosa meravigliosa. La vita, giusto Marmita, giusto Marmita, Grande bravo, Marmi. Casa Piretti è come un dolcissimo bacio che ci fa restare senza fiato, sempre bella musica. Grazie Dani! Ciao Alessandra. Ciao Dani. Alessandra è vicino a qui, giusto? Ciao Enrico, un abbraccio a tutti voi, forza Juve, sempre! Eccolo là. Ecco qua. Guarda che bell'abbraccio di amici. Complimenti a tutti e tre, grazie Ciro! Grazie Ciao. Ciro, ciao.
Ciao Enrico Peretti, sono felice di seguire Casa Peretti e poter cantare canzoni di Francesco Gabbani, per favore, grazie da Lorenzo De Maria da Buriasco, Forza Juve, Forza Azzurri, sono sempre io che scrivo auguri a Enzo. Eccolo! Ciao bene, Lorenzo. bene. Ciao, grazie. Arriverà anche Francesco Da Buriasco. Gabbani. Sì, come no. Viva! Viva Oh, Rete 7. questo Oh, messaggio è che fantastico, bellissimo, con la primavera alle spalle, viva Rete 7 Ma è la foto che davanti. Bella, che bella profondità di campo. Bello, Guarda. bello. Bello, bello. Enrico in inglese, una vera poesia. Ah, lo sapevo. Un abbraccio da Alfonsina e Germano, i britannici. Vabbè. Vabbè, dai. Il mio inglese non è maccheronico. Ma dovevi No, dovevi pagare pegno. Un pensiero da Tessa di Barge, sabato 25 marzo 2023. Ciao, sono Tessa. Oggi pomeriggio viene in negozio Rete 7. Ciao Tessa, va bene, ciao. Tessa. Ciao ragazzi di Casa Peretti, siete fantastici. Ho richiesto unica di Venditti, visto che è difficile puoi mandarmi un'altra canzone. Certo di Venditti, grazie da Marisa da Casorza, un abbraccio forte. Ciao Marisa, va bene. Promettiamo un altro brano di Venditti. Ok, magari già anche domani. Sì, facciamo pure che sia domani. Sono sempre Ciao, la Laura. Laura, ti mando un grande abbraccio. Mi avevi detto che mi facevi una canzone di Lucio Dalla. Ciao, a presto, va bene, facciamo un vediamo. pezzo dopo, dai, ne facciamo va. un pezzettino, Dai, ne dai, facciamo un dai. pezzettino. È già in scaletta. Ok. Enrico, complimenti anche al maestro Lucio. Questo è per l'altro Ieri. giorno. È il mitico dottor Ferrero. Ah, già. Laura e Angelo. Sì, è stata una Dottor puntata. Ferrero. È stata una puntata molto divertente. Buonasera guys, il mio primo bacio l'ho dato al mare sott'acqua perché lei aveva paura di essere vista dai genitori. Bellissimo! Avevo 10 anni, è stato a stampo ma molto umido. Ci credo. Lui ne aveva 10, lei 28. Lei 28. sì, c'è proprio una- No, scherzo. No. È come se me lo ricordo il primo bacio. Lui era più impedito di me e mi morse la Ecco. lingua. Avevamo circa 12 anni. Tutti comunque più precoci di Tutti me. precoci. Io stavo parlando di adesso sì, va bene. Stavo parlando di 15-16. Andiamo avanti. No, Che belle le serate in vostra compagnia. Grazie amici, Giovanni d'Alessandria. Grazie Ecco. Giovanni. Ti ho salvato. No, mio padre mi diceva sempre che Miller era un drumi. Un drumi con le fumne. Poi col tempo mi sono ripreso. Bravo. Sono Vabbè. l'unico da Villa d'Ossola che ti guarda e ti ascolta, amico Enrico. E devo dire che siete grandissimi e vi ascolto tutte le sere. Enrico, cantami una canzone di Celentano. Regia, sei grande, Maurizio Villa d'Ossola. Il mio primo bacio me lo sono fatto allo specchio. Bella battuta. Bella. Sai quanti ce n'è che fanno cose allo specchio sì, e non certo. si limitano i baci, quindi certo. va bene. Grazie Maurizio. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, ciao Enzo Lasino, ciao Piero della Musica, siete grandi, buona serata da Antonio Primi, Cenni di Ciao Valta. Antonio. Ciao. Sì. E se non sbaglio Nostro lui amico. in questi giorni si è prenotato, quindi dovrebbe gareggiare insieme a noi. Ciao bravi ragazzi, incoraggiate Enrico a cantare in inglese ogni tanto. Milena ascolta. Io ti ringrazio, ma hai visto i risultati. Se no non lo facevo altrimenti. Buonasera, mi piace tanto la vostra trasmissione e le vostre belle canzoni. Vorrei tanto ascoltare una canzone di Pooh, Pensiero, che la dedico al mio amore Claudio. Un bacione da Veronica di Torino, va bene? Arriverà anche Pensiero, anzi ti dico che iniziamo domani sera la puntata proprio con Pensiero, con tanto di dedica. Bentornati, un caro saluto a tutti voi da a Marina, Enza, Giancarlo da parte di Mamma Bruna. Ciao Mamma Bruna, che è la nostra Mamma Bruna, ha più di 90 anni e segue tutte le sere Casa Peretti. Ciao, potreste fare questa dedica di Gianni Togni? Semplice, grazie. Che bella questa Sì, la sta canzone. preparando il nostro Amedeo a Grillo, quindi sarà di cuor suo farla. Il mio primo bacio è stato emozionante, per essere sincero è stato più che altro... È stato un bacio rubato perché lei non voleva, ma è stato un anticipo della mia vita perché poi ci siamo sposati, Cataldo. Che bello. Quindi dopo il tuo bacio è come un rock, nel senso che dopo gli hai fatto cambiare idea. Fantastico, buonasera mercoledì delle meraviglie. Questa sera dopo mesi vi vedo in diretta per il primo bacio, anche dopo mezzo secolo è ancora vivo nella memoria, emozionante. Massimo da Brescia, ma dici qualcosa di più, doveri, cosa hai fatto? Buona serata ragazzi, siete un bel trio, solo musicale però non montate via Ecco, questa. grazie. Un abbraccio forte da Medeo. Grazie Medeo. a rendere. Medeo, fai i compiti, rendere. che sono arrivate delle richieste esclusivamente per te. Vai, siete troppo bravi. Strano, non c'è la zia Marta, c'è Piero della musica. Scherzo, ciao da Ele, non poteva zia Marta questa sera. Zia Marta, Sì, mi sono questo amore salvato che fine ha stasera. fatto? Vabbè. Infatti devo dire che Piero è molto più Sono sereno, felicissimo, sereno, tranquillo, sì, va bene. Ciao ragazzi, come sempre siete mitici. Il primo bacio
un inizio di tanti altri, perché ci siamo sposati e sono 56 anni, mio marito non c'è più ma è sempre con me, Gabri da Grugliasco. Ah, che bello. Ciao Gabri. Brava Ciao. Gabri. Hai capito? Il primo bacio e poi Ciao Enrico, come stai? male. Sì, perché a me e famiglia teniamo a te, perché nel breve spazio di un'ora ci fai stare alla grande col morale. Il primo bacio, un momento stupendo. Miki da Novara. Bravo Miki, bravo, grazie a tutta Novara. Purtroppo ho la pelle d'oca, il portiere della notte, Laura, grazie Laura. sì. Bene. Un brano con tantissimo significato all'interno. Ciao Enrico, appena arrivati a casa è messo sul tuo programma. Ti chiedo di cantare la canzone di Mina, Non credere. Grazie e buona serata a tutti. Claudia Necrino, è un brano che ci va una voce femminile per questo brano, quindi vediamo se riesce a farlo. Domani sera Valentina Branca che sarà qui con me insieme ad Amedeo Grillo. Oltre la regia, magnifici, oltre Giuliano, Occhio di Falco. È vero, Giuliano, diciamo, diamo a Giuliano quel che è di Giuliano. Certo. Per Enzo, non dimenticarti di me, Amedeo. Non so se l'ha trovato o meno. Ecco, dai, ma sì, vai. usiamo la TV per fare. Ok, noi altre dobbiamo cose per forza, personali. ci sono ancora dei messaggi, va bene, però noi ci fermiamo altri 3 minuti, per di più ci sono delle pubblicità nuove, avete modo di godervele da casa. Pubblicità, noi torniamo. Una tachipirina, ma 1 litro. Vabbè, pubblicità. A dopo ragazzi. È stato richiesto un brano di Lucio Dalla, però non c'ho voglia di farlo con la base, perché No. voglio usare il vostro talento. Ok. No, vuoi usare la mia valigia. No, c'è un problema di testo, ma facciamo una cosa. Ascoltate, avete presente quando andate in chiesa, no? Dove c'è questa seduta lunga e c'è un libretto solo e le persone per riuscire a cantare il coro devono mettersi tutti là così, o me lo passi, no? Tu canti, sì io canto, voglio cantare anch'io, quindi si mettono tutti vicino e fanno più o meno così. Andiamo. In piedi. Devo andare io? Tu mi dici. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Leggi. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno Lui prese mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Seduto. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Facciamo ancora una strofa. Ancora. Poi cambiamo. Fai l'ultima. L'ultima. Con che gioco a carte e bevo vino. Per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino. Per la gente del porto mi chiamo, o io sono che sia, Gesù bambino. Quando parte non lo fermi mai. Ormai ama me e se vorrà Che bravi che sono sti qua, le parlerò carezzandola. Certo che il mio amore mi darà e poi mi dirà che ci sta. Le dirò che muoio per lei. Le dirò
sarò dolcissimo, perché il mio amore è un miracolo. Quindi qui da me lei verrà e poi mi dirà che ci sta. Tocca a me? Tocca a te. Le dirò Che muoio per le dirò la tratterò male. Facciamo il finale, eh? vai. E mi amerà. E mi amerà. Ecco, l'abbiamo fatto contento. Queste buon sono le Enzino. cose che mi piacciono, queste improvvisate così, bravi ragazzi, bravi. Che l'ha richiesto, E scusa, adesso eh. andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti i messaggi fin qui. Vai Fabrizio in regia. Ciao, buona serata a tutti, compreso la regia, come sempre bravissima la zia Marta, Ferruccio da Novara. La zia Marta tornerà il prossimo mercoledì qui a cantare insieme a voi. Ciao Enrico, grande musica, grande serata di musica a Casa Peretti, un saluto ai bravissimi musicisti, Enzo Allasino e Piero della Musica, Francesco da Grazie. Torino. Ciao Grazie, Francesco, Francesco, grazie. ciao. Buonasera a Casa Peretti, ma come siete bravi, sempre buona musica. Mi dedichi Ti sento dei Mazzia Bazzar, grazie Massi, va bene, la mettiamo in programma. bella, quella mi piace. Con tanto di dedica, 3 meravigliosi artisti, bella serata, grazie per averci fatto compagnia, vi voglio bene, grazie a dei Total Black, Ciao, grazie. anche noi, grazie. Ciao a tutta Casa Peretti, ciao Enrico, Enzo e Piero, la prima volta è stato col mio amore, al mare a Rimini, Riva Azzurra. Ci siamo conosciuti nello stesso hotel e sempre a Rimini. sempre a Enrico da Rimini, Collegno. Tutto spazio. Io mi ricordo che invece a San Bartolomeo al mare, magari dentro un ascensore o una volta. Vabbè. Ciao caro Enrico, ti voglio in forma perché vorrei sentire Rossa Mela della sera. Ti ringrazio, un bacione da Giuse di Novara, un brano che non so ma che devo imparare. Quindi ci va ancora un po' di tempo, ragazzi. Grazie comunque per seguirci tutte le sere. Da Novara, da tutto il Piemonte, Liguria, Val d'Aosta. Ottimo inizio con Enrico English. Vabbè, dai. Bene, bravi ragazzi, sempre sul pezzo. Un abbraccio Tino dei Total Black. Vabbè. Comunque è piaciuta. È piaciuto il coraggio. Mettersi in gioco sempre. Ieri sera ci siete mancati. Un grande abbraccio dal trio di Armeno. Ciao, Ciao, ragazzi. Armeno. Ciao. Viva Rete 7, viva Casa Peretti. Hai visto? Le margherite. Che Che bello. Mamma, non mamma, ormai una volta che mi finisse su mamma me. Ciao Enrico, complimenti per la trasmissione, siete bravissimi, vi seguo sempre, non mi sembra vero di vedere la nostra pubblicità. Roberta, la gemma di Barge, la gioielleria di Barge. Ciao carissima, grazie. Siete uno spasso, saluti da Biella. Ciao Biella, grazie. Grazie. Tu Piero ridi. Non è Ciao facile. Enrico Peretti, il mio primo bacio aspetta. è stato di fronte alla caserma dei Carabinieri. Anno 1980, mi stavano arrestando. Antonio Pizzoli. Ma cosa stavi baciando? arrestando. Ma cosa stavi baciando, Antonio? appunto. Cioè, la guardia lì fuori l'ha presa. Non credo che sei Indormito. piuttosto selettivo, Enrico. Credo che vuoi andare sul sicuro. Ai. L'amore. Parlavo del bacio. L'amore è poesia, amore è magia. E credo che tu sei un incredibile romantico sognatore, Laila. Laila. Vabbè. Ma sì, diciamo di sì. Sempre tanta bella musica. Bravi Patti 60, grazie. Ciao Patti. Enrico, sbaglio se dico che non ho mai sentito il maestro al piano? Ti prego, fallo cantare Leonardo da Torino. Se avete finito del Magnà lo faccio cantare. No, scherzo. Enzo, vuoi cantare una canzone? Dopo. Vai. Superlativi, bella serata, grata. Luisa da Pavia, grazie. L'espressione del gatto. L'espressione del gatto mentre stavo cantando in inglese. Esatto, sì. Oppure sta pensando, ma Peretti stasera non sa parlare. Siete meravigliosi per le belle serate che ci fate passare. Saluti da Torino e forza Napoli. Ciao, grazie.
Nel frattempo stiamo arrivando alla fine di questa puntata, manca veramente poco. Quanto manca, regia, per favore? Perché qua vogliono sentire cantare Enzo, io non vorrei dirlo, Piero. ma sicuro vuoi cantare un no, brano? canta Ma Piero, per l'amico a casa. Prossima volta, Prossima dai, non volta. mettiamolo in difficoltà. Va bene, dai. Paese mio che sta Eccola. sulla collina. Pesettino? Disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente. Sono la mia malattia. Paese mio, io ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, Che sarà della mia vita? Chi lo sa? So far tutto o forse niente. Da domani si vedrà. e sarà quel che sarà. No, mica la finisci qua, dai. Amore mio. Ti bacio sulla bocca. Fa un minuto lui, un minuto. Che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, Ma so soltanto che ritorno. Allora mi chiedo di cantare per canto loro. Vabbè, vai, ti faccio la terza. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Come suoni la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Grazie Betta, grazie Tino. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, Forse niente, da domani si vedrà. E sarà. No. No. Il finale o lo facciamo bene o non lo facciamo. So far tutto, forse niente. Da domani si vedrà. Pausa di riflessione. Senza E eco. sarà. No. Non voglio chiudere la puntata. Ma perché devo chiudere la puntata? Chiudo quando decido io la puntata. va bene, No, ok. quindi soprattutto forse niente da domani Si chi lo vedrà. sa. E sarà quel che. Ecco, così mi piace perché facciamo il sarà finale proprio. E sarà quel che sarà. E cioè, non è che possiamo chiuderla. Così mi piace. Sì, così va mi è bene, piaciuta. ok. Siete Così mi è contenti? piaciuta. Sì. Va bene, certo che sono Vabbè, contenti. Se poi vi vi è spiego poi piaciuta. una cosa, va, dai. Se vi è piaciuta anche a voi amici a casa, mandate un messaggio al 348 80 40 254. Andiamo a leggerlo domani, ma se volete rivedere questa puntata fra mezz'ora sul canale 83 Video Nord alle 4:15 di questa notte sul canale 13 Rete 7. Ringrazio questi due amici. Enzo all'asino. Ciao ragazzi. Piero della musica. Ciao. Fabrizio in a tutti. regia. Grazie a tutti, ci vediamo domani qui con me Amedeo Grillo e Valentina Branca. Grazie a tutti davvero, grazie, da domani. Enrico Peiretti. Buon appetito. Cercateci su YouTube, ciao!